I bambini del mondo al via il prossimo 4 marzo, inizia così la nuova festa del mandorlo. Sì, il 4 marzo inizierà il primo step, diciamo, di questa 72esima edizione del Mandorlo in Fiore, inizierà col 17esimo Festival internazionale dei bambini del mondo, che quest'anno ha ottenuto un importante riconoscimento, che è quello dell'UNESCO, che ha dato l'alto patrocinio alla manifestazione, dichiarandola una manifestazione di alto valore culturale e capace di promuovere tra le nuove generazioni i valori della pace e della fratellanza. Sì, è una festa che quest'anno facciamo con la partecipazione di diversi patrimoni immateriali dichiarati patrimonio mondiale dell'UNESCO. Adesso iniziamo con la nostra vera promozione, adesso ci saranno un'anteprima di ciò che succederà nei primi giorni della festa del mandorlo, ci saranno i bambini che apriranno gioiosamente questa iniziativa. Abbiamo coinvolto nel festival proprio questi bambini perché ci sembrano una cosa molto importante, un messaggio che dobbiamo dare alle nuove generazioni. E oltre al messaggio alle nuove generazioni, naturalmente dobbiamo tenere conto di ciò che loro ci propongono, ci proporranno dei piccoli motivi relativi alle culture immateriali che sono da loro interpretate per quello che riguarda il patrimonio immateriale. Per invece la festa, diciamo, del mandorlo, quella tradizionale, quella classica, cosa ci può anticipare? No, vi anticipo che saranno dei giorni che credo che Agrigento si ricorderà per tanto tempo. Non si farà, perché non siamo in grado di poterlo fare, non lo vogliamo fare, la classica azione di promozione del folklore internazionale, ma stiamo proponendo appunto il patrimonio immateriale e sarà una cosa indimenticabile, perché 20 patrimoni immateriali da tutto il mondo che si concentrano in una città come Agrigento non può che essere un evento eccezionale. Questo mi pare un'innovazione positiva, perché la parola sagra ci fa pensare a qualcosa di paesano, insomma, e quindi invece parlare di festival internazionale del folklore diventa qualcosa di diverso rispetto ad una semplice sagra, anche se noi siamo un po' legati alle tradizioni, per cui un po' mi dispiace, insomma, ecco, cancellare la parola sagra, che rappresenta un po' la storia di questa manifestazione ad Agrigento. Però è un'occasione, una vetrina che si apre per Agrigento importante, e dove ci sono delle iniziative come questa del Festival internazionale dei bambini nel mondo, che è nata con me, come ricorderà sicuramente lei, da Presidente della Provincia. Ho promosso questa iniziativa che allora mi era stata proposta da Claudio Crescenzo, e che ancora oggi vedo che il Parco ha voluto onorare, perché a mio parere è una manifestazione collaterale ma importantissima, perché questo incontro dei popoli che avviene qui in occasione di questo Festival internazionale del folklore, e che vuole essere un momento di fratellanza, di pace nel mondo, credo che non ci sia migliore occasione, soprattutto in questo momento particolare dove alcune aree, soprattutto del Medio Oriente, vivono un momento di grande disagio. Avere qui dei rappresentanti di questi popoli credo che sia veramente un fatto di importanza fondamentale. Sì, è un evento che prende sempre più corpo e sempre più piede, è un evento che davvero sta ricevendo riconoscimenti da parte di tutte le organizzazioni internazionali. Noi siamo felici, oggi siamo qui a presentare proprio questo evento e naturalmente speriamo che tutto vada bene e che questo evento possa crescere sempre di più.